Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, una di quelle pagine che meglio esprimono la rivoluzione cristiana, Gesù mostra la via della vera giustizia mediante la legge dell'amore che supera quella legge del taglione, cioè occhio per occhio, dente per dente. Questa antica regola imponeva di infliggere ai trasgressori pene equivalenti ai danni arrecati. La morte a chi aveva ucciso, l'amputazione a chi aveva ferito qualcuno e così via. Gesù non chiede ai suoi discepoli di subire il male, anzi chiede di reagire, però con un altro, non con un altro male, ma reagire con il bene. Solo così si spezza la catena del male. Un male porta un altro porta un altro male. Si spezza questa catena di male e cambiano veramente le cose. Il male, infatti, è un vuoto di bene. E un vuoto non si può riempire con altro vuoto, ma solo con un pieno, cioè con il bene. La rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti. Tu me l'hai fatto, io te la farò. Questo mai risolve un conflitto, neppure è cristiano. Per Gesù il rifiuto della violenza può comportare anche la rinuncia ad un legittimo diritto e ne dà alcuni esempi: porgere l'altra guancia, cedere il proprio vestito, il proprio denaro, accettare altri sacrifici. Ma questa rinuncia non vuol dire che le esigenze della giustizia vengano ignorate o contraddette. No, al contrario, l'amore cristiano che si manifesta in modo speciale nella misericordia rappresenta una realizzazione superiore della giustizia. Quello che Gesù ci vuole insegnare è la netta distinzione che dobbiamo fare fra la giustizia e la vendetta. Distinguere tra giustizia e vendetta. La vendetta non è mai giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia. È nostro dovere praticare la giustizia. Ci è invece proibito vendicarci o fomentare in qualunque modo la vendetta in quanto espressione dell'odio e della violenza. Gesù non vuole proporre un nuovo ordinamento civile, ma piuttosto il comandamento dell'amore del prossimo, che comprende anche l'amore per i nemici. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. E questo non è facile. Questa parola non va intesa come approvazione del male compiuto dal nemico, ma come invito a una prospettiva superiore, a una prospettiva magnanima,
simile a quella del Padre Celeste, il quale, dice Gesù, fa sorgere il suo sole su cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Anche il nemico, infatti, è una persona umana, creata come tale a immagine di Dio, sebbene al presente questa immagine sia offuscata da una condotta indegna. Quando parliamo di nemici non dobbiamo pensare a chissà quali persona diversa o lontana da noi. Parliamo anche di noi stessi, che possiamo entrare in conflitto con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari. Quante inimicizie nelle famiglie, quante. Pensiamo a questo. Nemici sono coloro anche che parlano male di noi, che ci calunniano e ci fanno dei torti. E non è facile digerire questo. A tutti costoro siamo chiamati a rispondere con il bene, che ha anch'esso le sue strategie, ispirata dall'amore. La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù su questa strada esigente, che davvero esalta la dignità umana e ci fa vivere da figli del nostro Padre che è nei cieli. Ci aiuti a praticare la pazienza, il dialogo, il perdono e ad essere così artigiani di comunione, artigiani di fraternità nella nostra vita quotidiana, soprattutto nella nostra famiglia. Cari fratelli e sorelle, continuano purtroppo a giungere notizie di scontri violenti e brutali nella regione del Kasai centrale della Repubblica Democratica del Congo. Sento forte il dolore per le vittime, specialmente per tanti bambini strappati alle famiglie e alla scuola per essere usati come soldati. Questa è una tragedia, i bambini soldati. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera anche per il personale religioso e umanitario che opera in quella difficile regione. E rinnovo un accorato appello alla coscienza e alla responsabilità delle autorità nazionali e della comunità internazionale, affinché si prendano decisioni adeguate e tempestive per soccorrere questi nostri fratelli e sorelle. Preghiamo per loro e per tutte le popolazioni che anche in altre parti del continente africano e del mondo soffrono a causa della violenza e della guerra. Penso in particolare alle care popolazioni del Pakistan e dell'Iraq, colpite da crudeli atti terroristici nei giorni scorsi. Preghiamo per le vittime, per i feriti e i familiari. Preghiamo ardentemente che ogni cuore
indurito dall'odio, si converta alla pace secondo la volontà di Dio. Preghiamo un attimo in silenzio. Amen. Saluto tutti voi, famiglie, associazioni, gruppi parrocchiali e singoli pellegrini provenienti dall'Italia e da varie parti del mondo. In particolare saluto gli studenti di Armagh, Irlanda, i fedeli delle diocesi di Assidonia, Jerez, Cádiz, y Ceuta e Madrid in Spagna, il movimento giovanile guanelliano, i crescimandi di Castelnuovo di Prato e i pellegrini di Modena e Viterbo. A tutti auguro una buona domenica, una bella giornata e per favore non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.